L'ultimo atto formale del presidente uscente Andrea Tomat, il primo atto formale del presidente in pectore Roberto Zuccato, quasi a voler sottolineare una continuità tra quello che è stato il passato e quello che sarà il futuro. Gli imprenditori veneti incontrano il patriarca Francesco Moraglia e lo fanno a poche settimane da quel 13 febbraio che sancirà il passaggio di consegne tra Tomat e Zuccato. Cambierà il vertice degli industriali, non cambierà la linea dell'associazione, sembrano dire i due leader che, insieme a tutti i massimi responsabili provinciali, riconoscono l'importanza del ruolo svolto dalla Chiesa in un momento economico tanto difficile. Vediamo in questa società che questi valori che si rispecchiano in molte delle visioni anche della Chiesa sono proprio alla base e sono anche sostenute da un forte impianto di solidarietà, di partecipazione e di reciproco sostegno. L'incontro di oggi non può essere una coincidenza. Il presidente degli industriali che sta per lasciare ed il presidente degli industriali che sta per arrivare insieme davanti al patriarca, ossia la più importante figura religiosa del nord-est, che sui temi del lavoro e dell'impresa si è spesa fin dal momento del suo ingresso nella diocesi di Venezia il 25 marzo di un anno fa.